Buongiorno, ehi, buon Bruno, com'è? Vai. Un anno dopo qual è la memoria di quella tragedia? Beh, che resta una tragedia nei nostri cuori, nei nostri pensieri, perché quattro morti qui restano un ricordo indelebile. Dall'altro l'averla ricostruita come era e dove era, perché l'avevo detto un anno fa e questo è l'esito degli interventi della Regione. Tutto quello che si vede appunto è frutto dei finanziamenti della Regione. Finanziamenti, qualcuno dice non sono arrivati soldi a chi ha subito danni, a chi è rimasto colpito quella volta qui a Refrontolo. Guardi, il bilancio totale danni a famiglie, imprese e pubblico sono 8 milioni 258 mila euro. Noi abbiamo finanziato con 4 milioni di euro, quindi abbiamo ripristinato tutto quello che sono i danni pubblici. Ci aspettavamo e ci aspettiamo ancora un riconoscimento da parte del governo che non c'è. C'è stato un ritardo nella presentazione da parte della Regione, questa è la polemica? No, guardi, non è assolutamente vero. La dimostrazione è che noi quella pratica l'abbiamo concordata come assieme a altre decine di pratiche con la protezione civile. Il risultato è stato che quelle altre pratiche sono ancora oggetto di analisi, questa no. Il dissesto idrogeologico rimane un problema incombente in questa realtà regionale? Beh, sono territori fragili, pensi solo che in questo comprensorio abbiamo avuto un centinaio di frane l'anno scorso. Resta il grande tema della messa in sicurezza, dell'investire questi 2 miliardi e 700 milioni del piano dal PAOS e noi siamo concentrati su questo. Il futuro è meno asfalto, anzi zero asfalto e ovviamente tanto dissesto idrogeologico a tutela, ovviamente opere a tutela. Aspettate finanziamenti da parte del governo? Beh, ci aspettiamo assolutamente dei segnali, non ultimo quello per la Riviera del Brenta dove abbiamo avuto 100 milioni di euro di danni, abbiamo morto 92 feriti e tutto quello che voi sapete. È ovvio che in questo momento il nostro pensiero va agli amici e fratelli della Toscana di Firenze che hanno avuto una tragedia simile alla nostra. Con questi risposti bisogna arrivare a Renzi che ai ministri vari, non ultimo a Graziano Del Rio. Penso che la polizza multirisk, come accade in molti altri paesi, dove tutti i cittadini hanno modo in maniera molto agevolata di assicurarsi per tutti i rischi catastrofali, ci darebbe modo di mettere in sicurezza tutti i nostri cittadini. Ricordo che i danni catastrofali in Italia ogni anno ammontano a 2 miliardi di euro. Presidente, lei ha parlato di possibilità di fare una tassa sulla benzina per trovare dei finanziamenti utili ai vari interventi. Beh sì, c'è una possibilità che le altre regioni hanno già esercitato, che è quella dei 7 centesimi e mezzo massimo per litro di gasolio, non benzina, e direi che sarebbe una sconfitta anche perché un territorio che paga 21 miliardi di tasse all'anno a Roma e le lascia lì si merita di avere indennizi da Roma. Certo è che noi comunque dobbiamo dar vita a un fondo catastrofale, altrimenti non riusciamo più a dare risposte ai cittadini. Questa accisa perciò rimane tra le ipotesi aperte? Io dico che noi dobbiamo essere presenti con i cittadini e spero che il governo ristori i danni, non ultimo quello della Riviera del Brenta o quello dei privati di Refrontolo che sono lì in attesa.